Oggi sabato 21 dicembre ci troviamo nella statale Feltrina, nella rotonda tra Crocetta e Cornuda. Abbiamo trovato il coordinamento Don Torta con il presidente Andrea Arman e in questa rotonda oggi, come potete vedere, sono state messe ben oltre 100 croci. Avvocato, che cosa rappresentano queste croci e perché continuate in questa battaglia che i più vi danno per perdenti? Però notiamo che i veneti continuano a resistere. Il Veneto resiste, è la nostra parola d'ordine. Queste croci rappresentano la sofferenza dei risparmiatori veneti e della terra veneta di fronte all'ingiustizia consumata dallo Stato italiano sulla pelle dei cittadini veneti principalmente. Queste croci sono anche a ricordo dei tanti risparmiatori che sono andati avanti e che hanno chiuso la loro esistenza terrena con rammarico di essere stati umiliati da uno Stato che li ha trattati prima da speculatori e poi li ha dimenticati e continua a dimenticarli. Con questa installazione noi vogliamo ricordare a tutti i veneti, ma specialmente agli uomini di governo, che i risparmiatori veneti sono ancora attivi e non si fermeranno. Quanto è accaduto con le quote latte ci è da monito. Dopo 20 anni sono riusciti ad avere giustizia, noi combatteremo finché ci sarà giustizia per la gente veneta, per i risparmiatori veneti. La causa del disastro delle banche popolari venete è principalmente dello Stato, che attraverso i propri organi, attraverso le proprie scelte governative, ha determinato il crollo del sistema creditizio veneto e ha messo nella disperazione 200.000 famiglie venete. Il danno deve essere risarcito e noi combatteremo finché lo sarà. Ecco, avvocato, io vi sto ammirando per il grande coraggio, la grande determinazione, però vediamo che lo Stato sta utilizzando due pesi, due misure. In questi giorni è alla ribalta nella cronaca nazionale quanto successo con la Popolare di Bari. Come mai queste diversità di trattamento tra banche popolari fondamentalmente? Non è una novità che in Italia vi siano pesi e misure diverse. Noi veneti siamo abituati ad essere maltrattati, lo siamo stati dal momento della sciagurata Unità d'Italia ad oggi. E quello che è accaduto a Bari non ci rammarica, nel senso che è giusto quello che stanno facendo per tutelare i risparmiatori veneti e i risparmiatori pugliesi. Quello che invece ci provoca dolore è che i risparmiatori veneti ancora una volta vengano dimenticati ed il fondo per l'indennizzo dei risparmiatori langue in una palude che oramai comincia a diventare sempre più profonda. Il segnale che vogliamo lanciare alla politica è: impegnatevi per dare giustizia e dignità. Grazie avvocato.